Bosari, esperta di diritto dell'immigrazione, che ci aiuterà a capire cosa cambia con il decreto sicurezza e anche con chi vive rispetto al rischio anche di essere espulso, di essere invisibile di fatto, di essere criminalizzato. E poi abbiamo qui presente l'avvocata Elisabetta Burla, che è il garante dei diritti del detenuto del Comune di Trieste. Di fatto sarà un modo per approfondire anche quella che è la situazione di alcune fragilità quando c'è una privazione sistematica di alcuni diritti, no? Io inizierei subito con perché parlare di decreto della sicurezza e perché riteniamo che sia un tema caldo da affrontare subito. Ho il bisogno di, in qualche maniera, inserirlo nel contesto triestino. Diciamo che la prima adozione del decreto sicurezza, quella del 2018, aveva inserito il DASP urbano, che sta assumendo sempre più spesso nel contesto triestino una valenza che a mio avviso è anche, come dire, estesa, troppo estesa, politicamente devo dirlo, a mio avviso anche discutibile. Ma poi la grande, come dire, stretta è avvenuta con il decreto sicurezza del 2023 e la situazione è diventata, a mio avviso, sta mettendo sulla bilancia dei temi che sono veramente delicati per tutti, perché il decreto sicurezza del 2023 sembra in qualche maniera non tutelare più i cittadini, se non per disciplinarli quasi. E in qualche maniera, concedetemi una parola forte, io come dire, politicamente ritengo che sia giusto dirlo, quasi togliere di mezzo dei corpi che sono, come dire, non considerati non accoglibili, fuori posto? Cioè sto parlando di tutte quelle situazioni di povertà, di senza tetto, di migranti, di precari, e anche di quelli che hanno intenzione di protestare per qualcosa. Quindi di fatto sembrerebbe che essere non, concedetemi, all'interno di un certo contesto o anche nel tentativo di modificare quelle che sono determinate scelte, il dissenso, chiamiamolo così, viene messo al bando. Allora, io vorrei fare una riflessione, perché nell'ultimo Consiglio Comunale una affermazione che è stata fatta in maniera molto forte è che, per esempio, le zone rosse probabilmente verranno ulteriormente riproposte, prorogate, ma c'è un aspetto in più. Si vuole probabilmente inserire un DASPO urbano un po' più, come dire, non in linea rispetto a quelli che erano gli obiettivi iniziali, perché sarà applicato su Porto Vecchio. Porto Vecchio sappiamo che non ha delle zone, come dire, a rischio ad oggi, nel senso che non ci sono scuole, non ci sono realtà da tutelare come il DASPO vorrebbe presentare. E questo quindi chiaramente sembra l'utilizzo di uno strumento che voglia limitare la presenza o eliminare la presenza di migranti in maniera, secondo me, impropria. Secondo me, ma anche secondo le linee generali dell'ANCI, che specifica chiaramente quali sono i criteri. Sempre nel Consiglio Comunale, quando rispetto alle zone rosse, che sono comunque
un'azione molto delicata che è stata fatta a Trieste, abbiamo visto con delle limitate anche efficace, perché di fatto ci sono stati dei negozianti che non solo hanno chiuso le serrande in zona rossa, ma hanno detto da quando ci sono sembra quasi che la situazione sia peggiorata, e alcune delle figure che si occupano del sociale hanno riferito: attenzione, così andiamo a ghettizzare alcune zone e a quasi, come dire, aumentare le criticità. Allora, rispetto a questi fatti, io ho chiesto esplicitamente: ma in che modo, su quale motivazioni è stato scelto di creare queste zone rosse in queste zone e non in altre? Mi è stata riferita le risse. Ora, le risse di fatto le abbiamo viste anche in zone che non sono presenti, perché l'area di, per esempio, delle aree dei puffi è venuta sui giornali proprio per zuffe tra stranieri e non, di giovani che hanno dimostrato un certo disagio. E allora, rispetto ai dati chiesti in consiglio, in cui è stato detto che il problema grosso sono gli stranieri, e la domanda che viene spontanea è: quali stranieri? La risposta è stata: i clandestini. Allora abbiamo, a mio avviso, un po' di confusione, perché e io chiederò un po' di aiuto anche in questo rispetto al decreto sicurezza, ma anche rispetto a una visione di questo genere, perché i clandestini sono una connotazione ben particolare, che non sono nemmeno i richiedenti asilo. Io ho cercato di approfondire il tema proprio per il Consiglio rispetto a quelli che sono i dati della relazione dell'anno giudiziario e dell'Osservatorio Antimafia e della Questura, in cui i reati complessivi risulterebbero stabili, con un lieve aumento di rapine e frodi informatiche e un continuo dato significativo di casi alti di codice rosso, sempre intorno ai 200, di cui si parla poco. Codice rosso, per spiegare un po' meglio, sono i casi che coinvolgono i minori, le violenze sulle donne. Non approfondisco di più, lascerò agli altri. Allora, le narrazioni sembrano diverse e abbiamo bisogno di capirci un po' di più. E quindi è nata l'esigenza di fare questo incontro, approfondendolo direttamente con chi è sicuramente più edotto di me sull'argomento. Perché non vorremmo che la sicurezza urbana diventi un modo di negare il disagio sociale piuttosto che affrontarlo. Allora, io inizierei subito a questo punto, non toglierei più il tempo e passerei la parola all'avvocata Bosari rispetto a cosa cambia e per chi con il decreto sicurezza 2023 e quali sono le principali criticità che il decreto introduce. Grazie. Prego. Ecco, io in vero mi sono preparata sul disegno di legge in materia di sicurezza, che ancora fortunatamente non è un decreto in vigore, ma è solo un progetto di iniziativa governativa che è stato steso ancora nel gennaio 2024 ed è stato assegnato alla Camera per la discussione, per la sua composizione. È un progetto composto da 38 articoli con i quali in vero vengono introdotte circa una ventina di nuovi reati ed anche aggravanti su fattispecie in vero già punite e disciplinate dalle normative in essere. Ecco,
Anzitutto, ecco, volevo fare un piccolo passo indietro. Io sono un avvocato del Foro di Trieste, mi sono sempre occupata, diciamo, in questi miei quindicina, ventina d'anni di professione. Sì. Mi ero occupata tanto di diritto penale e poi a partire dal 2018, quando è esploso questo, è esploso questo fenomeno dell'immigrazione, ho iniziato ad conoscere questi ragazzi che arrivavano dall'estero, tutti richiedenti asilo, e 1, 2, 3, sono arrivata circa su 1 migliaio di persone che assisto in materia appunto di immigrazione. E riesco riesco a seguire, a capire le loro problematiche e a vedere anche come vengono trattati, come si potrebbe migliorare la loro situazione. Ecco, ritornando al disegno di legge di sicurezza, quello pubblicato nel gennaio 2024 è intitolato Disposizioni in materia di pubblica sicurezza, tutela del personale in servizio, nonché vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. È un insieme di norme, appunto, che prevedono un aggravamento delle sanzioni di fronte a fenomeni devianti che invero sono di minore gravità rispetto ad altri a cui siamo abituati, corruzione, reati tributari, cose di grosso volume. Qui invece con questo decreto sicurezza che disciplina tanti diversi settori, appunto l'immigrazione, i detenuti e tutto, vediamo che alla fine, in sintesi, è un intervento punitivo nei confronti di fenomeni devianti meno gravi e ai danni di soggetti più deboli. Rispetto alla normativa già in essere, infatti, risultano aggravate le posizioni di chi, ad esempio, occupa abusivamente un immobile, magari proprio perché ha necessità di avere un'abitazione, un tetto sopra la testa, borseggiatori, nomadi che magari appunto commettono certi delitti anche ai fini di sopravvivenza o per cultura, retaggio, ignoranza e abitudini di vita. I carcerati, vengono aggravate le pene per le rivolte in carcere o anche previste nuove pene, nuovi reati. Aggravamenti di pene e di punizioni nei confronti di coloro che manifestano il loro dissenso nei confronti di varie cose o manifestano pubblicamente il dissenso, o anche si aggrava la punizione dei reati contro le forze dell'ordine. Ci sono tanti punti deboli di questo disegno di legge. La norma ricorre a un sistema repressivo penale anziché ad incrementare la prevenzione e la riduzione del disagio sociale. Allora tu, piuttosto che curare, punisci. Queste norme poi violano anche i principi di ragionevolezza, proporzionalità e offensività della condotta. Vi è un pericolo di applicazione arbitraria delle norme. Si tratta di interventi sproporzionati e inefficaci che si ritorcono contro l'intero sistema penale e che vanno contro i principi costituzionali di libertà dei cittadini, della convivenza, della pacifica convivenza democratica. Vi sono pertanto tanti profili di incostituzionalità, trattasi di un intervento sovrabbondante, ridondante, peraltro inutile. Guardiamo qualcuno di questi nuovi reati che ad esempio vengono introdotti. Io qui ho portato, scusate se faccio sempre riferimento, sono un po' timida e non ho una gran capacità di eloquio. Io ho portato il mio codice penale e questa normativa. Ad esempio, viene introdotto, secondo questo disegno di legge, bisognerebbe introdurre un nuovo reato, l'occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui. E questo ancora meraviglia, perché il codice penale conteneva già una norma finalizzata a punire l'occupazione abusiva di immobili e terreni, che era l'articolo 633. L'articolo 633 che già prevedeva una sanzione fino ai 2-4 anni nelle ipotesi un po' più serie. Viene introdotto invece questo reato, appunto 634 bis, che prevede una pena dai 2 ai 7 anni per colui appunto che si introduce in un immobile di proprietà di terzi.
E viene anche prevista una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile, non per forza la proprietà deve avviare le procedure civilistiche ordinarie di sfratto o di sloggio, bensì viene attribuito al giudice, su impulso del pubblico ministero, il potere di pronunciare lo sloggio dell'immobile, quindi è una cosa che sarebbe volta ad accelerare le procedure. Anche questa norma sembrerebbe comunque sovrabbondante, le norme c'erano già e già punivano queste condotte. Ancora viene introdotto una nuova aggravante, cioè la possibilità di aumentare di 1/3 la pena stabilita per alcuni reati. E questa aggravante viene stabilita per i reati commessi presso le stazioni ferroviarie, le metropolitane o all'interno di convogli adibiti al trasporto dei passeggeri. E anche questo inasprimento, questa circostanza aggravante risulta superflua, perché già il codice penale Rocco del 1931 prevedeva un'aggravante relativa al particolare luogo di commissione del delitto, al particolare stato delle persone coinvolte, delle vittime, anche l'età, se ad esempio si tratta di anziani. Per cui anche questa aggravante sembrerebbe sovrabbondante e ultronea. Vengono inasprite le pene per il danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico aperto al pubblico, e quindi il reato di danneggiamento, che nella pena base viene punito dai 6 mesi ai 3 anni, verrebbe punito da 1 anno e mezzo ai 5 anni. Viene di nuovo penalizzata la condotta di blocco stradale attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo. Questa norma, invero, prevedeva una sanzione amministrativa e invece ora viene commutata in illecito penale e con previsione della reclusione fino a 1 mese o addirittura l'aggravamento di pena per i promotori e gli organizzatori, che anziché essere soggetti a una sanzione pecuniaria amministrativa potrebbero essere condannati ad una pena della reclusione dai 6 mesi ai 2 anni. Un altro intervento che viene previsto da questo disegno di legge è quello sulla possibilità ne parlerà meglio la collega Burla, sulla obbligatorietà del rinvio dell'esecuzione della pena per madre di prole inferiore ai 3 anni. Verrebbe appunto cancellato questo divieto di esecuzione, rendendolo facoltativo. Un altro intervento sul quale mi sono un attimo concentrata, perché è un argomento che alla fine mi interessa più degli altri, riguarda quello della cannabis. La cannabis, allora in Italia con la legge del 2016 sono state previste disposizioni per la promozione della coltivazione della filiera agroindustriale della canapa. Pertanto questa legge favoriva appunto la produzione, il sostegno, la coltivazione di questa filiera della canapa. Ecco, in questa legge che prevedeva la possibilità di appunto coltivare la canapa non drogante, bensì sativa, per i vari usi noti alla comunità, ecco, questo disegno di legge ha previsto l'introduzione di 2 nuovi commi che alla fine vietano quello che la legge dovrebbe permettere, ed è questo appunto quello che desta molto stupore, perché al primo comma, articolo 1 di questa legge del 242 del dicembre 2016, il primo comma, finalità: la presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione della filiera della canapa quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale, e il disegno di legge sicurezza, aspetta un attimo, introduce in entrambi gli articoli, aspetta un attimo, sì. il comma, dove li ho messi qua?
Ecco, no, comunque introduce in questi articoli un comma 3-bis che, mentre il primo comma autorizza la coltivazione della canapa ai fini industriali di produzione, inseriscono un comma che fa divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa. Quindi inserisce in questi articoli un comma che va a negare la possibilità di coltivare e di utilizzare i prodotti derivati dalla cannabis, appunto rendendo inefficace e incomprensibile la norma stessa. Lo stesso decreto poi prevede una serie di benefici economici sempre a favore delle forze di polizia, degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, ma anche di tutte le forze armate. Prevede dei benefici economici, ovvero la possibilità di avere il rimborso delle spese legali sostenute in ordine ai reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, e questa è anche una previsione abbastanza curiosa e di favore. Ecco, ancora questo disegno di legge introdurrebbe un nuovo reato, il delitto di rivolta all'interno dell'istituto penitenziario, oltre ad aggiungere aggravanti ad altri articoli se appunto vengono sostenuti o si vengono istigati i detenuti ad esprimere dissenso rispetto alla loro condizione. E questo reato è punito da 6 mesi a 5 anni, 415 bis codice penale. E peraltro meraviglia che viene anche punita la resistenza passiva con una pena dall'1 a 5 anni. Ancora viene modificato il testo unico dell'immigrazione, introducendo un nuovo reato finalizzato a reprimere gli episodi di proteste e violenze da parte di gruppi di stranieri trattenuti nei centri di trattenimento. Vi sono poi anche limitazioni per coloro che vendono schede SIM. Ad esempio vi è prevista la sanzione amministrativa della chiusura dell'esercizio commerciale per i casi in cui le imprese autorizzate vendano SIM a coloro che non esibiscano un permesso di soggiorno regolare. E qui è una gravissima limitazione di un diritto fondamentale delle persone, cioè quello della libertà di comunicazione, pensando ad esempio anche ai minori stranieri non accompagnati che vogliono mantenere i contatti con le loro famiglie e non hanno ancora un permesso di soggiorno. Queste risulta una limitazione davvero esagerata nei diritti fondamentali della persona. Appunto non si può che concludere per l'incostituzionalità di tutto questo disegno di legge con l'auspicio che tale provvedimento decada tout court, perché già abbiamo le norme sanzionatorie che devono solo essere applicate, risultando sostanzialmente inutile e dannoso. Quanto all'iter parlamentare di questo disegno di legge, dopo l'approvazione a settembre 2024 da parte della Camera dei Deputati, il disegno di legge è passato al Senato. Vi è stata una grande discussione anche recentemente, in questo mese, con gli interventi del Presidente della Repubblica Mattarella, che sottolinea come tutore garante della Costituzione degli aspetti pacificamente incostituzionali, quale appunto questo impedire le comunicazioni agli stranieri, la norma che consente di detenere in carcere le donne incinte, il nuovo reato di rivolta carceraria. E sulla base di questi rilievi il disegno di legge è stato discusso, ancora criticato, ma vi è stato dopo un intoppo di tipo tecnico, perché la Ragioneria di Stato si è accorta che questo disegno di legge, formulato al gennaio 2024, prevedeva degli interventi finanziari limitati al 2024, mentre sto decreto ancora non è approvato e siamo nel 2025, quindi è prevista la necessità che ritorni alla Camera affinché vengano aggiornate le norme su queste disposizioni finanziarie, che non sono appunto minime, come ad esempio quando appunto si prevede questi incentivi o rimborsi spese legali anche per le forze dell'ordine. Per cui adesso questo disegno di legge dovrà tornare in terza lettura alla Camera, dove dovranno aggiustare queste disposizioni finanziarie, e poi ritornerà al Senato per un'approvazione, ma speriamo che nel frattempo cambi qualcosa, cambi il governo. Ecco, esatto. Ecco, basta. E si ritorni
ecco, ad interventi che pensino a prevenire i fenomeni anziché curarli alla fine con misure punitive. Grazie. Grazie anche perché hai chiarito tutti i passaggi, anche quelli successivi. Di fatto si va a confermare che quella che era un po' la nostra idea, che si va soprattutto a toccare dei temi che sono costituzionali. Io li stavo collegando anche a quelle che sono le azioni che attualmente avvengono nelle nostre città, anche se non perché sembrerebbe quasi ci sia un influsso di questo modo di pensare dell'impronta del disegno di legge che dà sulle azioni che avvengono poi nelle nostre città. Questo era un po' il senso. E per il carcere? Allora, intanto grazie dell'invito. Io sarò forse anche più confusionaria di Paola, per cui insomma cerco di partire da un dato di fatto. Questa mattina mi sono svegliata e ascoltando la radio si sentono quelle che sono le notizie del nostro territorio e quello che mi aveva colpito è stato che oggi c'era a Pordenone un convegno sul caporalato, fenomeno che tutti quanti conosciamo quantomeno per quello che riporta la stampa, quello che si guarda al telegiornale, non so, io non lo conosco direttamente per certo. Però è un fenomeno dove ci sono riprese televisive, dove ci sono documentazioni inconfutabili delle condizioni in cui vivono queste persone. Reato diciamo inerente al caporalato che la relatrice che avrebbe parlato nel pomeriggio diceva non è mai stato possibile condannare delle persone perché è talmente formulato in maniera talmente vaga e impalpabile che poi alla fine, quando si arriva al dunque, non si riesce a colpire nel segno. E mi ha colpito questa cosa perché molto spesso il proliferare delle norme penali che si asseriscono emesse per tutelare dei diritti dei cittadini bravi non sempre poi riescono a sortire quell'effetto sperato o auspicabile che ci si augura possa essere in uno Stato di diritto e dove c'è effettivamente tutela del cittadino, qualunque sia il cittadino. E quindi si sottolineava quello che un pochettino nelle varie interventi normativi e anche politici, oserei dire, qual è l'efficacia dello strumento penale, qual è l'efficacia effettiva dello strumento penale e quale invece sia la strumentalizzazione dello strumento penale a effetti mediatici, in modo tale che il cittadino si senta rassicurato per la proliferazione di tutta una serie di norme che apparentemente dovrebbe andare a tutela nostra, ma che in realtà a tutela nostra non andrà mai. E questo mi aveva particolarmente colpito e sempre questa relatrice diceva in fin dei conti colpire con lo strumento penale andiamo ad aggravare laddove si riesca a colpire nel segno una serie di condizioni, di persone, di circostanze che forse non sono poi così tanto deterrenti quanto lo sarebbero invece una sanzione pecuniaria, perché laddove poi uno tocca il portafoglio la questione diventa un po' più sensibile. Ricordo secoli fa la sanzione della guida in stato d'ebbrezza, dove la pena era oblabile. Credo che lo Stato si sia arricchito in maniera incredibile, perché invece di mandare la gente o in galera o a fare i lavori di pubblica utilità o a fare la messa a prova o a avere la pena sospesa, le persone pagavano 2.500 euro senza fiatare e avevano la patente e non avevano il reato. Quindi certe volte lo strumento della sanzione pur penale, perché era un processo penale, un'oblazione, quindi era un processo penale, era penalizzata quella norma, ma aveva un effetto forse deterrente maggiore di quello che potrebbe essere l'effetto che si ottiene adesso con le norme esistenti nel codice della strada per la guida in stato d'ebbrezza. Allora la domanda che uno si può fare è: lo strumento penale è effettivamente efficace? È lo strumento giusto per colpire delle categorie, o
potrebbe essere altro lo strumento che la politica, in senso ampio, può mettere in campo per riportare il giusto assetto nella società, perché a mio avviso, e però poi leggendo varie norme, vari interventi che ci sono, manca il profilo educativo, manca il profilo della solidarietà sociale, manca il profilo della cultura, manca tutto un aspetto che forse quando eravamo giovani, adesso lo posso dire, quando eravamo giovani c'era una coesione tra le famiglie, c'era una coesione tra i vicini di casa. Adesso voglio dire, il vicino di casa non si sa neanche chi è. Ieri mi ha invitato il mio vicino di casa a pranzo, ci eravamo visti 4 volte, io lo studio sotto di lui. Insomma, sono situazioni che non erano così una volta e forse gli interventi sarebbero più efficaci se fossero di questa natura. Però quanta fatica si deve fare per studiare un percorso, rivalutare quello che è il percorso scolastico, investire sulla scuola, investire sugli insegnanti, non continuare a dire ma per carità è questione delle medie, delle elementari, lo risolverà il problema l'insegnante delle medie, è zuccone alle medie e per carità lo farà all'università, e quando arriviamo all'università e per carità la selezione la fa il mercato del lavoro, e siamo al mercato del lavoro adesso. Adesso siamo al mercato del lavoro, abbiamo le persone che abbiamo tralasciato di istruire, che scrivono le norme che sono incomprensibili ai più. E questo è un dato di fatto. Allora, parlava prima l'Alessandro Richetti del DASPO, delle zone rosse e delibera, del provvedimento, aspettate un attimo che... di Piantedosi, dell'ordinanza, no. Ah, quella prima? No, da dove tutto è partito, Piantedosi, governo. Allora, il governo dice che ci sono tutta una serie di problematiche, riconosce che ci sono tutta una serie di problematiche e chiede di intervenire per evitare che ci siano conseguenze peggiori. Però c'è un passaggio in quel provvedimento che andrebbe letto e andrebbe un attimino sottolineato, che dice: aree verdi, parchi e zone pedonali ben illuminate e curate creano un ambiente più sicuro, come pure l'installazione di impianti di videosorveglianza per i quali sono stati assegnati in questi anni cospicui finanziamenti statali, senza dimenticare i progetti di educazione, inclusione sociale e sostegno alle fasce più vulnerabili della comunità, riducendo così marginalizzazione e disuguaglianze, terreno fertile per comportamenti antisociali. E allora torniamo, secondo me, all'inizio. La norma penale di tutte queste cose che abbiamo detto, cosa fa? Come incide? In niente. Praticamente sanziona un comportamento che è antisociale, che viene stabilito antisociale, che viene definito come reato, che allarga sempre di più quello che è il campo del reato, ma non interviene in tutta questa parte che è la parte di inclusione, socializzazione, sostegno delle fasce più vulnerabili della comunità, riducendo la marginalizzazione. E prima Paola diceva: le persone che vengono colpite dal DDL e dalle norme sono le persone che sono più fragili, sono quelle più ai margini, sono quelle che hanno meno strumenti, perché la Santanchè ha avuto il rinvio. No? Voglio dire, le persone che hanno i reati da colletti bianchi non ci sono nelle carceri, perché nel momento in cui il signor Alemanno è entrato in carcere, ha fatto una lettera, non è stato zitto, non ha detto che le carceri sono dei bei posti, ha detto che insomma creare reati, creare condizioni negative all'interno dei carceri alle persone non fa bene, quando escono non sono migliori, perché se non c'è il fine rieducativo la persona che esce arrabbiata, non esce convinta del fatto che quell'esperienza non la vuole più rifare. E su questo vi assicuro che discuto a casa ogni giorno, però
La questione è, posso anche pensare che quell'ambiente lì non mi piace, non è bello, non è rieducativo, è frustrante, è pericoloso, è tutto quanto, ma se io esco e non ho strumenti, non ho una famiglia, non ho un lavoro, non ho un aiuto per inserirmi nella società, se non ho avuto sostegni, se la mia famiglia mi ha abbandonato, io che cosa farò quando esco? Esco col sacco nero dell'immondizia, con i miei beni, esco in quelle condizioni. Per cui io mi farei anche una domanda: qual è l'intervento che ci deve essere nel momento in cui la persona incomincia a pensare di dover uscire, e siamo già in carcere, e ricominciare a fare il suo percorso all'esterno del carcere. Paola dice, scusate, io salto ancora peggio. Paola parlava anche delle madri. Allora, il pacchetto sicurezza dice si vorrebbe evitare che le madri, le donne incinta o con bambini al di sotto di 1 anno o di 3 anni, non abbiano il differimento pena obbligatorio. Allora, intanto il differimento pena obbligatorio è solo per le donne incinta e le donne con un bambino di 1 anno. Quindi significa che la donna è incinta, tutti quanti ce l'abbiamo chiaro, la donna che ha un figlio con età inferiore a 1 anno, vuol dire che quella donna non ha la possibilità di dare che il bambino sia tenuto dal padre, per esempio. Ma quella donna, per avere il differimento obbligatorio, ce l'abbiamo già la norma, e ci dice che in quei casi lì, donna incinta e donna con bambino con un figlio inferiore a 1 anno, il differimento della pena non opera, o se è concesso viene revocato quando la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio, oppure il figlio muore o viene abbandonato o viene affidato ad altri. Quindi c'è un differimento obbligatorio della pena, ma in termini ben precisi, e non si va a favorire la madre in questo caso, si va a cercare di tutelare la crescita del bambino, perché il bambino rimane tra le sbarre con la mamma. Quindi il bambino impara a dire blindo, chiudi il blindo, guardia, aprimi, e vivere in un contesto che di sicuro non è edificante. E abbiamo, perché altrimenti salto veramente troppo, l'articolo 147 che dice il differimento della pena facoltativo, quindi vuol dire che anche in questo caso c'è un giudice, anche nel primo caso non è che interviene la provvidenza divina, c'è un giudice, valuta, la donna è incinta, deve esserci un certificato medico, perché la donna entra incinta con la pancia evidente, non è che non entra in carcere, si fa la visita, si verifica se è veramente incinta oppure ha bevuto 2 litri di birra, scusate la battuta, e dopo si vede se è incinta veramente, allora può uscire. Quindi il transito all'interno dell'istituto rischia di farlo, e ci possono essere delle complicazioni durante la gravidanza. Ci sono stati morti negli ultimi anni di donne che sono morte per l'aggravamento, oppure aborti che sono avvenuti perché non c'era l'assistenza medica adeguata. E quindi c'è sempre un giudice che valuta questi dati, e il facoltativo, l'esecuzione della pena facoltativa invece quando appunto c'è una madre con prole inferiore ai 3 anni. Anche in questo caso c'è una valutazione del giudice, e anche in questo caso il bambino non ha altri riferimenti se non la madre. Poi ci sono tutte anche le strutture particolari, nel senso che per le donne con i figli a seguito ci sono delle strutture detentive che sono carceri, e poi ci sono per i bambini un po' più grandi, quelli con i bambini fino a 6 anni di età, ci sono degli ICAM, che sono gli istituti a custodia attenuata per madri, dove viene eseguita la pena, dove la madre entra in questi istituti. Alcuni sono all'interno di un carcere separati, altri sono istituti perfettamente autonomi, e dove il bambino può stare con la madre. È comunque un carcere, non è che esce, non è che va fuori, cioè il bambino può uscire a fare cose strane con la mamma deve stare all'interno, il bambino viene accompagnata dai volontari alla scuola, dai volontari alle attività, dai volontari dal medico. Quindi lo Stato non si prende neanche la responsabilità di dire io ti metto in un ICAM e poi garantisco tutta una serie di servizi col personale.
Quindi, e quest'ICAM? Quest'ICAM dove sono? Quanti sono? Sempre meno, perché ce ne sono sempre meno, perché erano 5, siamo diventati 4 e adesso per poco tempo fa ne hanno chiuso l'ultimo, Lauro, e che non sapevo neanche esistesse come paese. No. Quindi c'è Torino, Milano, Venezia. E noi abbiamo una finalità della pena però, che è quella rieducativa, e di garantire l'esecuzione della pena sul territorio. Perché? Perché il territorio sarà quello che mi dovrà riaccogliere. Quindi se io sono di Trieste e vado a eseguire la pena a San Vittore, a me farà anche piacere, potrà essere anche un bel posto, però poi io mi devo reinserire a Trieste, non a Milano. Quindi io ho tutta una serie di difficoltà nel reinserimento che è mica da ridere, e quindi tutta la mia progettualità va a farsi benedire, e con questo si fa anche a benedire l'articolo 27 della Costituzione, che dice che la pena deve avere un fine rieducativo, ma prima ancora dice che la pena non può non può consistere in trattamenti disumani, diciamo. Esattamente, dice che non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. E i trattamenti contrari al senso di umanità, a mio avviso, è anche quello che stiamo vivendo oggi, con un sovraffollamento in condizioni veramente importante, in condizioni di detenzione veramente tragiche. E questo è una constatazione che non si può certo smentire, perché i dati sono quelli del Ministero della Giustizia, che ogni mese fa il report e lo dice chiaramente. Trieste di recente aveva il giorno in cui è emerso che si era uccisa una persona e che si era tolta la vita una persona, erano 230 le persone detenute, 130 sarebbe la capienza del carcere di Trieste, quindi c'è un numero decisamente superiore a quelle che possono essere previsti. Con l'istituzione degli ICAM erano state anche previste le case famiglia protette. La norma è del 2011, siamo nel 2025. La norma del 2011 diceva che dovevano essere istituiti, articolo 4, con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. D'intesa con la Conferenza Stato, Città Autonome e Locali, sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall'articolo come modificati rispettivamente. Il Ministro della Giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette. Quindi individua lo Stato nel 2011 l'istituzione delle case famiglia protette, dove possono confluire in queste case famiglia protette genitori, quindi non solo madri, anche padri, anche interi nuclei familiari laddove dovesse essere una devianza complessiva, con i figli. Peccato però che gli enti locali si devono arrangiare a trovare i fondi in forma autonoma. Nel 2020 c'era stato un po' di problemi col Covid, quindi si era un attimino ripreso il discorso dicendo insomma bisogna svuotare le carceri, in qualche modo ci dobbiamo attrezzare, e quindi erano stati fatti dei finanziamenti che andavano a copertura fino al 2021 e 22 forse. Quest'anno è stato il ministro Nordio ha stanziato dei fondi, mi sembra quasi 1 milione. Per cui adesso i numeri non sono certi, però gli ha stanziati i fondi per la ridistribuzione nelle varie regioni per l'istituzione delle case famiglia protette. Quante case famiglia protette ci sono in Italia? 2, una a Milano, una a Roma. Quella di Roma sicuramente è gestita dai volontari. Detto ciò, io volevo però anche dire 2 cose. La penalizzazione, penalizziamo tutto, va benissimo. È una scelta, può essere condivisibile o meno, è una scelta. Dobbiamo però capire bene qual è la scelta che facciamo e cosa ci porta a quella scelta e come operiamo quando facciamo quella scelta. La giustizia è uguale per tutti? No, perché l'abbiamo visto, i colletti bianchi difficilmente entrano e quando entrano scrivono le lettere perché non gli piace. Ma la giustizia è infallibile? No.
già un'altra volta avevo fatto questa verifica, oggi l'ho semplicemente aggiornata. I soldi che lo Stato italiano, per cui anche questo bisognerebbe un attimino guardare, economicamente tutto questo apparato cosa ci costa? A parte il carcere, a parte tutto l'indotto del carcere e delle cose che per carità per certi reati ci sta, non è che sono una che dice che deve essere abolito tutto, per carità, però i costi per l'ingiusta detenzione, 2018 33 milioni 400 mila, 2019 43 milioni 500 mila, 2020 33 milioni, 2037 scusate, 2021 24 milioni e mezzo, 22 27 milioni e 4, 23 27 milioni e 8, 24 26 milioni e 9. La giustizia ha fallito in questi casi. E in questi casi ci sono stati questi risarcimenti. Siamo noi cittadini che li paghiamo questi risarcimenti, sia chiaro, non è che li troviamo così da qualche parte per caso, no. E vorrei solo una cosa, posso ancora una cosa? Sì. Mi aveva colpito questa cosa, penalizziamo tutto. Sta bene. Si tratta solo di mettersi d'accordo e fare delle scelte, però bisognerebbe avere un attimino un po' di lungimiranza a vedere cosa succede dopo, perché questo è il ragionamento che uno credo debba fare. Ed è anche una questione di informarsi, di capire, di vivere anche le esperienze e di forse farsele raccontare da chi le ha vissute. Tribunale di Milano, 10 dicembre 2024. Un papà porta il figlio di 5 anni al parco e gli insegna ad andare in bicicletta, con la bicicletta senza le rotelle, senza i pedali. C'è una signora che va incontro nello stesso vialetto del parco, una signora che cammina di 85 anni con la sua badante. Il papà segue il bambino a un certo punto sbanda, casca, colpisce la signora cade. Sbatte la testa, va in ospedale, il giorno dopo muore. I genitori vengono accusati di omicidio stradale, perché il bambino ha 5 anni e non è imputabile. Vogliamo abbassare la soglia dell'imputabilità, perché anche questo è balenato, dai 14 anni andiamo a scendere. La mamma e il papà si sono trovati indagati per omicidio stradale. La mamma ne è uscita pulita quasi subito, perché la mamma era a casa. Quindi, viva Dio, quale omissione ha fatto la mamma? Quale colpa gli possiamo dare alla mamma? Il papà invece no, era lì. E quindi si è aperto un fascicolo. Il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione di questo fascicolo, perché ha detto sì, va bene, però era vigile, era sempre attento, è stato un momento di sbandamento, non c'era colpa, non c'era omissione. Il GIP ha accettato, facendo però una bella excursus di questa vicenda, ha detto va bene, condivido i presupposti, effettivamente la mamma non era neanche nel parco di Milano, il papà era lì, però è sempre stato attento, c'è stato questo sbandamento improvviso, non si poteva prevedere questo sbandamento improvviso e quindi non mando avanti il fascicolo, chiudo qui, faccio il decreto di archiviazione. La famiglia della signora che è morta ha capito che questa situazione è stata una tragedia e non ha fatto l'opposizione, non ha chiesto una responsabilità sotto il profilo penale, poi sotto il profilo civile non so cosa possa succedere, perché magari sotto il profilo civile c'è uno strascico. Però sotto il profilo penale la famiglia non si è opposta al decreto di archiviazione, non ha voluto colpire ulteriormente quella famiglia e neppure i medici, perché in fin dei conti la signora è morta in ospedale il giorno dopo, per cui non si sa mai che cosa è successo poi anche in ospedale, no? Per cui non ha voluto colpire né l'ospedale, tutto sommato, né il padre. E questo lo apprezzo, lo trovo una cosa apprezzabile, nel senso che ci si è resi conto che questa cosa è stata veramente una tragica fatalità, tragica. Per cui il mio invito è semplicemente quello di
riflettere su quelle che sono le condizioni, riflettere anche sulle condizioni che si pongono sul tavolo. È morta quella persona a Trieste, in carcere, è morta, aveva 29 anni, era un ragazzo egiziano, ha commesso un furto, ha commesso una rapina, poteva essere punito? Certo. Io ho visto dei commenti sotto quell'articolo che facevano paura, perché non siamo più neanche a livello vada in galera, buttiamo la chiave. È morto, peccato, poteva fare a meno di rubare lo zainetto. Ecco, questo lo trovo aberrante, quindi non siamo più umani nessuno, e questo per me è disarmante. Grazie a entrambe su dei temi che sono assolutamente un pugno nello stomaco. Io chiederei, questa è l'occasione adesso che vi vede tutti i protagonisti, se volete dire qualcosa rispetto a quelle che sono, a mio avviso, quello che è il tema al di là del disegno di legge, del decreto sicurezza, ma a mio avviso il tema è un pochino più sottile, no? Che è quello di verso quale giustizia e verso quale sicurezza vogliamo andare. E se questo modello che noi abbiamo, che ci viene proposto, mi è piaciuto molto che tu abbia toccato un qualcosa che io sento assolutamente reale, cioè questo tipo di strumenti che si stanno mettendo in atto o che ci sono già, stanno costruendo comunque una sensazione di insicurezza da parte delle persone, ok? Con la sensazione che però si sta facendo qualcosa, no? E poi quando la gente ti dice ma in realtà ci sono sempre più problemi, si continua a vedere il nemico, ma non il fatto che le cose non funzionano. E questo secondo me è l'argomento. E quindi io inviterei, se qualcuno di voi vuole contribuire rispetto... Prego, Roberta. Allora, buonasera, sono Roberta Zoldan, c'erano due avvocati, io sono un assistente sociale invece, sono un assistente sociale del Ministero della Giustizia, del Dipartimento di Giustizia Minorile, per cui mi occupo dei reati commessi dai minori, sapete dai 14 anni, perché prima non sono imputabili, fino poi insomma ben oltre i 18 per reati però commessi negli anni precedenti. Quindi quello che volevo dire è che quando si parla di sicurezza spesso si tirano in ballo i minori, a volte anche in modo diciamo così improprio, no? Allora, c'è o non c'è un'emergenza minori, sotto il profilo della sicurezza? Allora, innanzitutto quello che mi sento di dire è che c'è una grandissima emergenza sul tema del malessere di questi ragazzi. La devianza, l'atto diciamo così penale, la zuffa, il coltello che tutti adesso no, sembrano sempre portare con sé, lo spaccio di sostanze eccetera, sono penali, ma ci sono anche le neuropsichiatrie che ci dicono che sono triplicati, ma di più ancora, i ricoveri per tutta una serie di problemi, disturbi alimentari, crisi di ansia sociale, angoscia, no? Allora io dico sempre che diciamo così, gli adolescenti, cioè quando ci chiediamo come sta una società, bisogna guardare un po' a come sono gli adolescenti di questa società. I nostri adolescenti stanno veramente in questo periodo molto male. Questo non significa che vanno appunto giustificati i ragazzi che commettono i reati, assolutamente. Il nostro servizio è un servizio che lavora a 360 gradi con le famiglie, prima di tutto, che sono disorientate, spaventate, non c'è più una linea educativa condivisa, no? Un tempo, no, come si diceva prima, gli adulti facevano, no, avevano delle cose da trasmettere, ma che cosa trasmettiamo a questi ragazzi? Quello che mi fa arrabbiare è quando si dice ma insomma questi ragazzi insomma noi non eravamo così, ma che cosa fanno eccetera. Questi ragazzi sono intrisi in un clima di violenza che creiamo noi, sono intrisi in un clima di illegalità che vedono quotidianamente, anche aprendo banalmente a leggere il giornale, no? Ecco, anche da parte di quelli che dovrebbero essere gli adulti più autorevoli, più responsabili, no? Di figure istituzionali.
Per cui è molto difficile, c'è molta confusione e sta aumentando moltissimo il divario tra ragazzi che hanno famiglie comunque insomma con un discreto livello economico, soprattutto con un discreto livello culturale, con una stabilità eccetera, no? di vita e che possono trasmettere delle cose, a famiglie invece fragili, disorientate, con problemi di occupazione, ma banalmente famiglie monoparentali, cosiddette le mamme sole. Quasi tutti i nostri ragazzi hanno solo la mamma, perché il papà non c'è, sono separati, sono figli naturali, eccetera. E qualche volta se c'è una conflittualità enorme, quindi anche questo, la violenza vista in famiglia, presa in famiglia. Cioè noi abbiamo ragazzi che ci dicono noi non abbiamo più voglia di andare avanti, di crescere. La famosa droga, no? La droga. Allora, sta sparendo l'uso delle sostanze stupefacenti come fonte di piacere ricreativo per andare in discoteca, eccetera. I ragazzi fumano perché stanno male, a me lo dicono tutti, io ne vedo anche oggi pomeriggio, sono arrivata qua di corsa, no? Ho lavorato fino adesso, mi dico sto male, io se non fumo, no? E in questo modo non penso, no? Non riesco a dormire, non riesco a fare nulla, però poi significa che non vado a scuola, che divento dipendente, insomma, come dire, sono problemi grossi. Allora, questi problemi grossi, complessi, io non mi sento oggi di dire è la colpa della famiglia, è della scuola, è della società, c'è un insieme, un intreccio, sono temi complessi che purtroppo invece si tende sempre molto a banalizzare, no? Bisognerebbe punire, basta, no? Non so, forse qualcuno pensa che adesso mandandoli in guerra, probabilmente questo mi sembra di aver capito che può essere uno scenario, visto che ci sono dei nostalgici del servizio militare, non sono pochi, possono anche pensare che sia anche quello un sistema per rieducarli, no? Ecco, in realtà se non ci prendiamo cura di questi adolescenti, la nostra società andrà a rotoli e i soldi che noi sottraiamo appunto con politiche folli di spese che, no, come dire, che sono folli rispetto alla priorità che può avere questo compito, no, rispetto ai bambini e agli adolescenti. Quindi la prima cosa è la cosiddetta prevenzione primaria, cioè partire dalle scuole, i ragazzi devono essere tutti accolti. Adesso non so se lo avrete sicuramente, nipoti, vista l'età media, figli, qualcuno tardivi, ma voglio dire, hanno tutti disturbi dell'apprendimento, no? Quindi disgrafici, dislessici, disturbo dell'attenzione, di iperattività, non ci sono più, no? Come dire, tutti col sostegno, tutti che così, ma anche questo insomma si è visto che non è che improvvisamente c'è il virus, no? Del virus dell'attenzione, il problema è che proprio l'utilizzo eccessivo del digitale, questo potremmo stare qui a parlarne fino a domani, fa sì che arrivano troppe informazioni troppo velocemente, per questo questi ragazzi sono accelerati, non devono più processare come sarebbe normale un pensiero alla volta, un problema alla volta, no? Devono fare tutti insieme, qualcuno ce la fa, qualcuno va in follia, diciamo così, no? Quindi la scuola ha un ruolo fondamentale, servono insegnanti di sostegno a scuola, serve un'educazione, una formazione soprattutto, no? Anche all'accogliere il diverso e ad accogliere la diversità, che diversi siamo tutti, come abbiamo sempre detto. Poi c'è un tema invece della prevenzione secondaria, e cioè vuol dire che cosa fare quando un ragazzo effettivamente comincia già, no, a fare delle cose che non vanno bene, e lì bisognerebbe mettere il triplo delle risorse, perché lì in pochi anni si fa la differenza. Il comune l'anno scorso ha tolto gli educatori, no, dalle famiglie perché non c'erano abbastanza soldi, eccetera, no? Quindi bisogna investire anche su questo. Poi probabilmente, no, l'ente locale avrà rimesso a posto le cose, avranno fatto altri pensieri. E poi c'è appunto quando le cose invece vanno molto male, no? Quando le cose vanno molto male c'è il carcere o c'è la comunità, di solito, no? Sono entrambi luoghi che andrebbero rinforzati, rivisti, perché i carceri minorili non sono, cioè non hanno la capienza, non hanno il sovraffollamento mediamente che hanno, no, gli istituti penali per adulti. Quando ci sono 50 ragazzi sono in sovraffollamento, quando sono anche 20 delle volte sono in sovraffollamento. Quindi anche lì investire, fare scuola dentro, fare istruzione, fare sport, fare espressività, teatro, musica. Cioè questi ragazzi hanno bisogno di guardare al futuro, tutti hanno bisogno di guardare al futuro con speranza. Questa speranza non c'è più, perché la famiglia la guardano e, no, è insicura nel lavoro, sono stressati per le bollette. C'è una bellissima pubblicità, se vedete in questi giorni, no, sul fatto delle bollette, del bambino angosciato, il padre che dice ma vai a cagare invece di andare a pagare, che devo dire la verità mi ha fatto molto ridere
ma l'ho trovata interessante proprio sul piano di come i ragazzi assorbono i problemi delle famiglie, no? Quindi la famiglia è in sofferenza, la scuola è in sofferenza perché gestire questi bambini complicati ci vogliono insegnanti molto preparati, che devo dire nella primaria ci sono, perché hanno una formazione adesso di 5 anni di corso di laurea specialistica per insegnare ai bambini. Alle medie è già un po' diverso, che sarebbe poi invece l'età proprio più delicata, no? Ecco, alle medie vi faccio solo un esempio, non ci sono tempo pieno, non c'è, i bambini tornano a scuola, finiscono a scuola a mezzogiorno, all'1, i genitori non ci sono, vanno in giro. E dove vanno? Come facevamo noi, vanno a vedere la casa in costruzione, quel posto, no, un po' segreto, un po' oscuro, e poi c'è la canna, e poi c'è. Allora, serve che tutti gli adulti guardino queste cose, che ci sia veramente un'alleanza, perché poi tutti abbiamo figli, quelli di destra, quelli di sinistra, no? Tutti abbiamo bisogno di servizi, tutti abbiamo bisogno di sanità, tutti abbiamo bisogno di una buona scuola. Quindi io credo che come cittadini dovremmo unirci su questo, perché tutti sappiamo che senza servizi sociali, sanitari, integrati in un certo modo, sinceramente diventeremo cittadini più deboli di quello che già siamo, e il futuro per i nostri figli e nipoti sarà veramente scuro. Grazie Roberto. Prego. Scusa, io colgo l'occasione, sono direttore del Tribunale Minori Stranieri di Trieste. E volevo dire di intervenire sui minori stranieri non accompagnati. Sì, mi sono un po' confuso, sì. Perché io volevo solo dare alcuni dati aggiornati appunto da questa mattina, che dal 2021 abbiamo avuto 1860 minori stranieri non accompagnati, poi abbiamo 2022 1500, poi a scendere intorno a 1300 1200, quest'anno 1100, sono diminuiti. Però ho visto che la cronaca ultimamente ha fatto molto centro sul fatto di eventi criminosi che si sono svolti a Trieste, dando una responsabilità enorme ai minori. Ma poi a livello statistico, io anche appunto che ci lavoro all'interno, ho visto che su 1500, facendo una media di minori stranieri non accompagnati che sono arrivati nel territorio del Friuli Venezia Giulia, i soggetti che sono poi stati oggetto di procedimenti penali sono appena il 5-6% su tutto il Friuli Venezia Giulia. Sicuramente è cambiato tipologia di reato. Una volta avevamo reati molto più, diciamo così, posso dire più soft, baruffe, pugni, calci, adesso si inizia ad avere dei reati molto più penetranti, come violenza, come ovviamente accoltellamenti, eccetera. Però non è una responsabilità totale dei minori, cioè nel senso che abbiamo una percentuale veramente esigua sul territorio del Friuli Venezia Giulia rispetto a ciò che la cronaca fa sembrare attualmente, come se l'attività criminosa è dovuta soltanto ai minori. C'è una percentuale molto molto bassa, però mi allaccio al discorso prima dell'assistenza sociale, ecco, perché effettivamente manca poi una serie di attività di cultura, di accoglimento e di instradare i minori per fare una vita che venga aggregata all'interno della società, e questo secondo me è molto importante e manca in tutto il Friuli Venezia Giulia. Mancano delle strutture appositamente dirette a indirizzare i minori verso un cammino migliore e farli entrare all'interno della società. Questo è soltanto appunto per darvi alcuni dati proprio puramente statistici. Grazie. Grazie. Se posso aggiungere su questo argomento, il questore Ostuni era stato molto chiaro, no? Di fronte a quelle che sono delle situazioni di criticità, e a detta del questore, adesso le parole corrette, giuste, non riesco a averle perché non ho sotto mano, ma il senso era ci troviamo a dover trattare queste situazioni perché chi delle istituzioni dovrebbe intervenire con dei servizi in risposta al disagio giovanile non lo sta facendo. Se ci sono altri interventi o domande, vieni qua. Vieni per quelli da casa. Per il pubblico. Sì, buonasera, Gasperi Walter. Volevo chiedere alle due avvocatesse, ho sempre un dubbio, no, che mi
dopo mi viene fuori. Allora c'è una percezione appunto dell'insicurezza quando uno passa in Piazza Libertà, vedi tutti questi migranti che sono lì, che stazionano giorno e notte. Ma io mi chiedo dal punto di vista legale, visto che quando succede un terremoto la protezione civile in una notte riesce a fare una tendopoli per 20.000 persone, perché non si fa, non so, io dico un capannone indifferente, abbandonato, si fa, non so, 50 bagni, 50 docce, 200 brandine per creare uno spazio pulito e decoroso, perché ovviamente essendoci un'unica fontanella e non essendoci un bagno, questi qua i loro bisogni li fanno dove sappiamo. Questo dal punto di vista legale, no? Volevo sapere se c'è o meno la possibilità. E poi qui all'assistente sociale, io avendo 2 ragazzi, un maschio e una femmina, uno di 23 e uno di 19, quando lei ha detto, no, che tutti i ragazzi hanno disturbi dell'apprendimento, adesso è vero, basti pensare in prima elementare, un ragazzino che pensa a giocare, dicono ah sì, non ha voglia di studiare disturbi di apprendimento. Personalmente io da genitore mi preoccupo se mio figlio avesse voglia solo di studiare e non di giocare, perché vuol dire che in quel caso lì non è tanto normale, secondo me. E poi si vede che man mano che vanno avanti, tutti quanti tanti hanno queste, tra virgolette, mi perdoni il termine se è giusto scientificamente, patologie, non so come si possono definire, no? E quello che ho visto, disturbi dell'apprendimento oppure tutte queste altre sigle, no? E quello che ho visto è che questi ragazzini crescono con una scorza esterna bella, non tutti devono avere le scarpe firmate, ma già questo alla scuola materna, e dopodiché davanti ai primi risultati negativi che arrivano a scuola, come è normale che siano, e fortificano il ragazzo. Io non mi stancherò mai di ringraziare il mio professore di matematica del liceo che il primo quadrimestre non mi aveva dato 5, ma 5 era la somma di tutti i compiti in classe, 2, 1, 1, 1. Finale, non sono andato dallo psicologo, non mi sono ritirato, ma mi ha dato la forza per reagire e sono stato sempre promosso. Adesso crolla un mondo che sono costruiti un castello di carta per cui questi ragazzini il più delle volte non riescono neanche a finire la scuola, perché davanti alla prima insufficienza, al primo affronto negativo, basta vedere l'omicidio della Cecchettin, probabilmente il primo no della fidanzatina, succede quello che è successo. Quindi è una cosa che a me personalmente da genitore ha sempre sconvolto vedere questi ragazzi tutti firmati, ma che sono deboli. È una cosa che mi sconvolge anche quando di mattina vado a lavorare, vedo le fermate dell'autobus, ci sono ragazzini, ragazzine di 16 anni, queste ragazzine anche carine, tutte così, e questi qua, cioè, io penso alla nostra epoca, no? Uno parlava, chiedeva il numero di... questi qua tutto il tempo così. Ma dico, questo è il problema dei genitori, del sistema, poi quello che ha detto lei, no? Del servizio di leva. Il servizio di leva è vero, insomma, non bisogna pensare al servizio di leva come una cosa, dico, andiamo in guerra, armiamoci partite. Però io l'ho fatto a Taranto, no? E Taranto era la caserma dove era rimasto il nonnismo, ma nonnismo, per fortunatamente, io non l'ho subito. Avevano legato uno tra 2 materassi buttato giù dal primo piano, quello è a livello di nonnismo, non parliamo della sporcata sulle gambe con lucido della scarpe. Però quello che succedeva quella volta, quando a 19 anni partivi per militare, prima a Roma andavi al tabacchino, ti compravi il formatutto orario, si chiamava, un bel librone con gli orari di tutti i treni d'Italia. E uno si ritrovava senza cellulare, solo con un sacchetto di gettoni, a dover gestire un viaggio a 19 anni, pensiamo adesso a un ragazzino di adesso di 19 anni, no? Doveva partire da Trieste, dalla Spezia, dov'era? Andare a Taranto, trovare tutti gli orari, no? È una cosa che ti faceva... Hai chiarito il senso. Io aspetterei adesso la risposta da parte delle nostre... Ecco, una cosa, diciamo così, che faceva crescere, guardiamo dal punto di vista... Sono le azioni che possono essere... Ma no, io penso che abbia assolutamente spiegato quello che è il senso della... Io vorrei giusto una battuta, un inciso in risposta alla questione del silos, quella che io la chiamo la questione del silos. Lei dice, è vero, la protezione civile in 24 ore riesce a mettere... Sì, è vero, queste sono scelte politiche, è vero che si può fare tutto. Purtroppo quello che io vedo nelle aule di giustizia, appunto, anche non c'è l'articolo 634 bis, però condannano per l'articolo 633 per appunto l'occupazione del silos, che il silos è come si chiama? Un rudere, sì, che mi sfugge la parola,
un rudere, era un tetto per la testa. Sti ragazzi all'inizio, quando la commissione territoriale dell'asilo era a Gorizia, si accampavano sull'Isonzo, e anche lì grandi proteste, perché cercavano un posto dove poter stare. Per loro anche sto silos era un posto abbandonato, un tetto sulla testa, un posto, e invece no, condanne a 2 anni di reclusione per occupazione abusiva, perché erano in 3, 4, 5, perché avevano fatto la cucina, cioè cucinavano sulle pietre i loro piatti, ed è una cosa vergognosa. Ecco, se nel silos anche avessero messo delle tende senza doverle costruire, sì, manca la volontà, assolutamente, perché queste persone è una migrazione epocale, sono gente che chiede asilo, è vero. Ci sono tante ragioni economiche sottese, magari non è vero che chiedono asilo, vengono per lavorare per poter mandare i soldi a casa, ma di fronte a una normativa europea, il regolamento europeo chiamato Dublino III, che più o meno consente questi escamotage, tanti ne approfittano e dobbiamo sapere farvi fronte. Anche a un'educazione, si diceva, anche un'educazione, come si dice, sentimentale, affettiva dei ragazzi, perché anche questi ragazzi che arrivano in migliaia, anche musulmani, con una formazione e un'ignoranza che stride con i nostri principi, ecco lì dobbiamo intervenire, nelle comunità, perché il ragazzo che poi sta minore straniero non accompagnato, bene, va bene, ne conosco anch'io, giurano, c'è il tutore, ma dopo i 18 anni ci sono pochissimi che hanno la possibilità di avere un permesso di soggiorno che gli consenta di proseguire il loro percorso. Si chiama permesso per minore età, ma devono aver fatto un certo periodo in un progetto, aver fatto certi corsi conseguiti, ed è una minima percentuale che riesce ad ottenere questo permesso. Anche loro, il compimento di 18 anni, diventano richiedenti asilo come gli altri, possono appunto fare ricorso, mantenere la loro possibilità di permanenza, però devono ogni 6 mesi fare la fila fuori dalla questura per avere il soggiorno, fare la fila dalle 5 di mattina, a volte senza informazioni, senza traduttori, senza un numero di riferimento per fare un controllo online, e tutte queste cose rendono difficile la vita e l'inserimento anche di queste nuove forze, nuove persone che vengono qui ad abitare. Ecco, non voglio rubare tempo, intanto ringrazio i relatori e gli interventi che sono stati super interessanti. Molte cose, avrei voluto dare un contributo, molte cose sono già state dette, quindi vorrei toccare un tema che mi sta particolarmente a cuore per quello che sento essere divulgato in una narrazione ridondante su, come dire, tutti i telegiornali, tutti i talk, tutti gli ambiti in cui si tratta questo momento complicato per i minori, su, come dire, il tema della repressione. Oggi, riascoltando un intervento, ho sentito addirittura, come dire, esponenti politici di livello regionale dire che un po' di sinistra, quindi dove ci dovrebbe essere una maggiore attitudine all'accoglienza, all'affettività, come dire una sensibilità di un certo tipo, è stato detto ma un po' di repressione ci vuole. Allora volevo semplicemente raccontarvi, come dire, la mia esperienza di tecnico dell'educazione, nel senso io coordino una comunità che accoglie adolescenti, una comunità socioeducativa, che può testimoniare con il lavoro quotidiano, come dire, quanto la narrativa di cui veniamo bombardati sia completamente falsata. Le baby gang sono formate anche da italiani, sono formate anche da stranieri di seconda generazione. Il modello repressivo per chi si occupa di educazione non ha mai avuto successo. L'esempio personale che vi porto è stato proprio un cambiamento di paradigma proprio all'interno della mia struttura. Nel 2016 succede una catastrofe all'interno della mia struttura, un paio di ragazzi, come dire, la mettono sottosopra completamente, ed è stato, come dire, un momento di grande riflessione dell'equipe educativa, e quindi ci siamo interrogati su quale modello educativo noi volevamo, come dire, perpetrare, usare, se avevamo sbagliato. Ecco, abbiamo trovato una soluzione che vi posso testimoniare di grande successo, che va contro il modello repressivo. All'interno delle comunità i ragazzini hanno un pocket money settimanale, no? Una paghetta.
Ai tempi, all'interno anche della mia comunità, avevamo il modello repressivo e punitivo. Quindi non fai il letto, meno 3 euro, dici una parolaccia, meno 1 euro, no? Risultato, al fine settimana, ragazzi molto fragili e vulnerabili, che non hanno alcune competenze, non hanno alcune capacità perché vanno appena costruite, si ritrovavano a zero, ok? Motivazione zero. Abbiamo cambiato paradigma, abbiamo, come dire, applicato la compensazione, il modello del guadagno e della soddisfazione ad ottenere, come dire, dei successi. Abbiamo creato degli ambiti perché avevamo capito che alcuni avevano delle competenze in qualche ambito, altri in altri, e sapevamo che in alcuni ambiti alcuni ragazzi non avrebbero mai avuto successo perché erano talmente compromessi che non sarebbero mai riusciti, per esempio, a rispettare le regole, no? Uno degli ambiti. Riesci a ritornare puntuale? Riesci a metterti a tavola e non dire la parolaccia? Alcuni non ce la fanno, no? Quindi, come dire, perché non gratificarli invece su quegli aspetti di cui hanno competenze, di cui hanno volontà, no? E quindi questo sistema è, come dire, premiante dei meriti, dei veri meriti, non come il nostro governo, come dire, si riempie la bocca, e motiva i giovani che sono sottoposti, come si diceva, ad un sistema sociale molto veloce, molto incerto, che in qualche maniera li sottopone alla necessità di avere delle gratificazioni immediate, delle risposte proprio dopaminergiche immediate. Ecco perché i reel, no, dei social, come dire, ti gratificano e ti riempiono, no? Tanto che non ti riesci a staccare. Credo che anche noi adulti siamo soggetti a questa droga di fatto, no? Quindi ecco, era solo per darvi un esempio veramente pratico, concreto e certificato che la repressione non serve a niente e che il modello che va perseguito è quello motivazionale. Nessuno di noi, non solo i ragazzi ma anche gli adulti, non muovono foglia se non sono motivati, e quindi questa è la risposta che, come dire, le istituzioni dovrebbero iniziare, su cui dovrebbero iniziare a investire, anziché tagliare fondi sul sociale e su tutto. E ancora, scusate, una piccola precisazione, perché adesso c'è la discussione sull'introduzione del metal detector, no? Nelle comunità per minori stranieri. Scusate, mi viene da ridere perché ho visto su Tele4 bisognava fare, no, sei manda l'SMS se sei pro o contro. Ecco, il 95% dei triestini ha risposto siamo pro, no, nel inserire metal detector in strutture che dovrebbero essere case e non istituti penitenziari. Ma mi viene da ridere perché evidentemente le persone che propongono queste cose non hanno idea di cosa sia come dire, la realtà delle comunità di minori, perché i ragazzi, come dire, sicuramente hanno 1000 stratagemmi per nascondere un coltellino o per, come dire, trovare altri strumenti. Prima si parlava di disagio, di come dire, un aumento di necessità sanitaria, no? Aggiungo l'autolesionismo. Tu puoi togliere da una comunità, a me è successo, no? È successo di dover togliere completamente ogni coltellino, forbicina, no, per evitare che un ragazzo che sta particolarmente male si leda. Vi assicuro, come dire, che trovano il modo. Quindi ecco, le risposte sono altre, ecco, solo per dire. Grazie. Sì, tanto vai sempre. Buonasera, io non sono nessuna, a parte Sonia, quindi le matitola. Ciao. Allora, due chiose anzi. Una, grazie a loro certi ambienti vengono ristrutturati, perché una volta che se ne appropriano, oh, quell'ambiente era, ma che bello, ma bisogna fare, via loro, qualcosa si fa. E seconda chiosa, tutti quelli che hanno votato su Tele4, ecco, cioè mi pare di aver detto tutto, non serve dire altro, cioè lì funziona così. Sì, cioè, no, non fa testo, fortunatamente non fa testo, anche se bisogna dire che purtroppo il sentire comune
ci si avvicina molto, molto, molto. Per quel che riguarda i giovani, è una cosa che mi sta molto a cuore, perché io mi ricordo, quando ero giovane, non trovo sia cambiato molto l'afflato. Quel che è cambiato è quello che è intorno e gli strumenti che sono dati. Per cui, nel momento in cui un giovane, un ragazzo, un adolescente avrebbe un'ambizione, si trova frustrato perché il modello di riferimento non è quello che magari a cui lui tenderebbe. Quindi la tendenza, sia una banalità, lo so, scusatemi, la tendenza all'uniformazione è talmente potente che non gli permette di essere diverso. Essere diverso, per essere diverso devi esprimerti violentemente, non so, non è che la tua personalità non può esprimersi se non è comunque in una certa maniera conforme. Per essere difforme devi essere proprio stravolgente, e questo secondo me diventa un po' pesante anche da gestire proprio per i ragazzi. Quando tu hai un modello tatuato in faccia, adesso non me ne frega niente di chi si tatua in faccia, ma dico nel senso di, no? A quel punto sai che devi essere oltre, altrimenti sei nella media, non so, non hai una tua maniera espressiva, e se ce l'hai ti viene resa talmente difficile che penso che la maggior parte molli a metà strada, proprio non ce la fa, dice ma chi me lo fa fare, insomma, no? Niente, viva i giovani! Prego. Vorrei condividere una riflessione dopo aver sentito tutti questi interventi. Io non ho grosse difficoltà a parlo di minori, anche persone in genere. Non ho grosse difficoltà anche con i minori stranieri che mostrano molta aggressività. Se gli si parla in un certo modo mi capiscono, diventano di una gentilezza incredibile. Invece ho riscontrato una cosa, e adesso che ci sono, parlo di Trieste, ma non solo a Trieste, io vivo a Trieste ormai da 20 anni, che ci sono minori apparentemente non disagiati, che hanno famiglie molto benestanti, con magari il padre che ha un ruolo istituzionale importante, che manifestano un'aggressività, una spocchia, un modo di fare molto sgradevole, e si trascinano dietro diventano leader, e i compagni più fragili, più deboli, con un'identità meno forte, li seguono e li imitano. Ora, a questo punto, secondo me, bisognerebbe rieducare la famiglia, a cominciare adesso non voglio essere troppo polemica perché sono anche timida, ma se quando il nostro sindaco si esprime in determinati modi, brava, con un'arroganza del genere nei confronti delle persone anziane, delle persone più deboli, e i ragazzi, i giovani, che siano stranieri, quegli stranieri si possono anche incavolare, che siano triestini, cosa possono apprendere? Se lo fa lui lo posso fare anch'io, e magari ancora peggio perché sono più intelligente di lui. E adesso questo non voglio parlare male di certe persone, però vedo queste cose. Ecco, questa era la mia riflessione. Cosa si può imparare da questa gente? Come si può intervenire sulla famiglia che ha questa forma di violenza, perché è una violenza così sottile, così contorta, che contagia, perché la violenza è contagiosa. Poi tutto quello che avete detto può andare bene o può non andare bene, bisogna entrare nel merito, io sono molto superficiale. Questo è quello che vedo normalmente nella mia vita. Grazie. Allora, i temi sarebbero ancora tanti e l'interesse c'è tanto, però... Cosa? Ah, prego. Porca miseria, potevo far finta di non vederla.
perché se no non si sente. Grazie, ma non serviva. Volevo solo sapere se nel carcere c'è un certo tipo di assistenza a livello volontario per poter, diciamo, colloquiare con questa gente che io penso che abbiano piacere di avere un contatto extra a quello che è il sistema. Sì, scusa, sono distratta. Allora, in carcere ci sono gli operatori. Scusate, solo un inciso molto breve, perché del discorso che ho fatto prima una cosa non ho detto. Nel carcere si sta male, che l'ho detto, no? Li mettiamo in galera e li dimentichiamo, che l'ho detto, ma in questo frangente qua si dimentica che in quel contesto ci sono anche le persone che lavorano e queste persone qua sono trascurate tanto quanto le persone detenute, perché la polizia penitenziaria che opera lì nei turni di lavoro respira la stessa aria degli altri e l'ambiente è quello, quindi non è edificante. Tornando però alla sua domanda, abbiamo qui uno dei volontari da San Martino al Campo, per cui sì, ci sono diciamo delle associazioni, delle persone che si dedicano al volontariato in carcere e quindi sopperiscono a quelle che sono le mancanze, perché sopperiscono all'approvvigionamento di generi, di vestiti, anche dell'aspetto economico, perché è vero che le persone possono telefonare, ma possono telefonare in tanto in quanto hanno dei soldi per fare la telefonata e quindi per mantenere i collegamenti con la famiglia. Tante persone non hanno la disponibilità economica e le comunità San Martino al Campo, la San Vincenzo, altre associazioni si sopperiscono anche a questa mancanza. E poi ci sono i colloqui di tipo di sfogo, di confidenza, di mantenere un rapporto umano e che serve moltissimo, perché sono rari ed estremamente rari, oserei dire, i colloqui con gli operatori, gli psicologi, gli psichiatri, però la sanità pubblica la conosciamo noi. No? Cioè, tanto vale all'esterno, tanto vale all'interno però le persone sono un po' più organizzate, all'interno quel che passa il convento passa, la protesta non ci può essere perché si rischiano delle conseguenze, no? Per cui sicuramente l'opera del volontariato è anche quella dei volontari, anche quella di ascoltare le persone e cercare di dare delle rassicurazioni, mettere in rete anche, perché tante volte magari la confidenza che viene fatta, la dichiarazione che viene fatta a un volontario poi veicola attraverso il garante, attraverso magari facendo una segnalazione all'area educativa o all'area sanitaria dicendo che c'è quel tipo di problematica che non si può affrontare semplicemente con un colloquio, cioè lo sfogo lo raccolgo però poi restituisco qualcosa. Quindi sì, ci sono tante realtà. Grazie a tutti, secondo me è stato veramente un incontro utile sia per la presenza della vostra, per i vostri interventi, la vostra relazione, sia per tutti gli interventi e i contributi che sono stati dati in sala. Siamo partiti con la mia introduzione da Trieste, che voleva essere qual è la situazione attuale, per arrivare a quella che potrebbe essere la situazione del disegno di legge. Quello che volevo passare è attenzione che questo sentore, questa idea già si percepisce, cioè l'idea del in qualche maniera cancellare le fragilità o colpire le fragilità è un'idea che c'è già, che è già in qualche maniera presente nelle scelte politiche che vediamo a Trieste. Rispetto alla domanda sul se si poteva fare qualcosa, si poteva organizzare, non hanno messo i bagni, signori, li hanno tolti via i bagni. Certo che si poteva organizzare, hanno tolto via i bagni, perché così si può dire che sono persone che
defecano in piazza, perché questa è la realtà. Cioè, ma tu come istituzione non metti i bagni, quindi siamo ancora ben prima della questione dell'ospitalità. Non si vuole, perché in questa maniera si gestisce la fragilità e la si porta in seno come un problema che verrà risolto nel futuro. Ecco, vi lascio una domanda, vi lascio un pensiero, che forse anche questo non è per chiudere. Se questo è il tipo di società che noi vogliamo, cioè un tipo di società che va a mettere il bianchetto sulle fragilità, a cancellarle così, con un ultimo pensiero: dove lo Stato non c'è, dove esiste la disperazione, è più facile che attecchiscano le realtà criminose. Grazie.